Vai Andrea, facci vedere come si gioca a scacchi. Ok, proviamo a giocare una partita 3 più 2 allora. Io Giochiamo. farò quello che ti distrae. Io mi concentrerò di più sulla partita, tu mi distrai. Va bene, vediamo se sta... ho messo qualsiasi punteggio, un limite in basso che non ci Ok, possano... ok. Vediamo se qualcuno accetta. Ah, è vero che molti qua su chess.com non vogliono giocare con l'incremento, quindi magari Ah, cosa ah, faccio? ah. Strano, Provo a fare sai che... 5. 5 minuti proviamo a fare. Ho Cavoli, lanciato sei le... già a 2500 punti su Ok, questo qualcuno ha account. accettato. Ok, cosa giochiamo? Quella giusta. Giochiamo... No, cavallo F3, dai, non facciamo né quella giusta né quella sbagliata. Ok, qua giochiamo C4. Facciamo il fianchetto. Va bene, ci piace. Ok, fianchetto. Ok, ci ha fatto la Grunfeld, quindi il re rimane al centro. Ok. Adesso a questo punto arrocchiamo. E sono curioso di vedere cosa farà. Cavallo C3, Ok, poi se prendi col prende pedone C, protegge. ok. Sì, no, ora sto bene, no? Perché ha tutto il centro. A questo punto posso giocare di 4 anche, no? Po' più di centro, no? Non stiamo bene qua. Ok, ha giocato cavallo C6, ora cosa gioco? Gioco E3, no? Per mantenere il centro. Ok, non ti E3. fa paura quell'alfiere che non esce più da lì? Ah, io ho sempre paura, però. Però bisogna condividere, ecco, convivere con la paura. Ok, qua ho preso. E adesso cosa facciamo? Prendiamo in E5, no? E giochiamo torre B1. Abbiamo forse Perfetto. una leggera pressione sull'ala di donna o no? Perfetto, sì, 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 quel cavallo va tolto. Ma abbiamo, no? Una leggera pressione sull'ala di donna. Cosa ne pensi? Ah, beh, certo, certo, sì, sì, dopo torre B1, Sì, buona. possiamo giocare anche alfiere a 3 è un'altra mossa che è giocabile, però ok, giochiamo torre B1. Urco. Bella, Giochiamo Fiera torre 3 era B1, molto vediamo. bella. Proviamo un po' di pressione, magari voglio giocare alfiere a 3. Sto Ok. minacciando B7. Forse potrebbe giocare donna a 5 per provare a incomodarmi, non so bene. Però su donna a 5 potrei giocare forse donna di 5 o prendere il pedone subito. Insomma, vuoi attaccare su quella debolezza, su quel pedone in B7? Ma tu credi che anche lui creda che un pedone oppure pensi che non sia di questa filosofia? Vediamo di che scuola è. Ok, ma anche... Ah, Ah, quindi mi sta contrattaccando. Io potrei giocare alfiere a 3 perché la qualità è la qualità. Non so, cosa mi consiglio? Prendo in B7? Magari posso prendere in B7 con la torre? così poi non hai l'attacco su in A2. Sì, magari prendo in B7, no? Ascolta, gioco torre per B7, vediamo cosa... Minacciosi quei suoi alfieri, eh? Sì, però quando si gioca a scacchi bisogna convivere con la paura. Eh sì. Forse magari potrei avere qualche problema in prima traversa se non sviluppo veloce, devo svilupparmi. Certo, Sono dentro certo. di sviluppo, però per ora un pedone in più. In realtà non so com'è, bisognerebbe analizzarla. Questa posizione non mi ricordo, forse l'ho analizzata, forse no, ma sto giocando velocemente, non ricordo. Potrei forse avere un giorno una scoperta così. Ok, mi ha giocato donna a 5. Urco. Non mi aspettavo questa mossa. Ora, ma scusami, ma se giocassi donna D2 per provare a consolidare il mio vantaggio di materiale, come potrebbe essere donna D2? Donna di 2, alfiere C3. Andiamo al fiere C3 e ci pensiamo. No, no, non lo so. Proviamo. Il prossimo A4 anche. A4 potremmo giocare. Torre B3. Quest'ultima mossa che ha fatto mi ha dato un pochino di fastidio. E se gioco alfiere di 2 per svilupparmi? Dai, bisogna svilupparsi. Non ti avevo detto che ero indietro con lo sviluppo. Abbiamo bisogno di Perfetto, svilupparsi. Ah, ci perfetto. sono 5 minuti secchi o 3 più 2 questa 3 più partita? 2. 3 più 2, ok. Non mi ero reso conto finora se si giocava con l'incremento, no? Ma pensate. Allora, adesso giochiamo, ci attiviamo con alfiere B4. Facciamo finta di attivarci con alfiere B4. Cosa te ne pare? Sì, sì. Non dovrebbe essere cattiva, no? Se no un'altra mossa dovrebbe essere tornare indietro con la La torre scoperta è interessante, solo che... B5. Com'è questa mossa torre B5? Proviamo a farla. Sì. Il vero Proviamo a dubbio giocare. è buono in queste situazioni dare l'alfiere in fianchetto o no? Qua adesso gli prendiamo l'alfiere, lui ci entra in D2, forse è un problema forse se ci entra in D2, no? Forse è un errore. Dici che è pericoloso, tanto pericoloso? Però non c'ha più l'alfiere del fianchetto lui.
Però come facciamo ad approfittarne? Che questo è vero. Proviamo a vedere un attimo. Qui Ma guarda, non vediamo. spaventa troppo la sua entrata. A me sta spaventando invece. Perché Sicuramente. ora su donna e 2 prende in F2, il che è un Prende pochino in fastidioso. F2? Sì. Quindi giochiamo Ah, torre giusto, giusto, donna Mizzica. F3. Mizzica, Sì, giusto, perché la giusto. torre sovraccarica. Abbiamo poco tempo anche, no? Ora forse potremmo approfittare, Certo, provare a certo. giocare il piano di Alfa Zero, no? Di spingere sempre. Ora ma anche lui crede che il pedone è un pedone. Ok, proviamo a giocare H4. Il dado è tratto, no? Ale Uff. Ayata. Quindi ora vince chi arriva primo praticamente. Sì, sì, sì. Anche la torre in settima, ma abbiamo speranze, abbiamo progetti. H5, H6, donna F6. Io devo provare a usare la mia maggioranza nella di re, lui il suo Se fa pedone. lui H5? Forse posso giocare donna F6, provare a vedere se poi ho dei sacrifici contro la Ok. sua struttura. Minimo dei perpetui, forse donna F6, alfiere 4. Io gioco donna F6, no? Ok. Ho detto donna F6. Potrei provare anche a sacrificare, prendere qui. Non so se è buono, forse sto rischiando troppo. Però cos'è? Torre per H5 minimo fa patta, no? Potrebbe essere una rete di sicurezza, no? Come si dice nella letteratura Certo. Beh, c'è anche scafistonica. Alfiere 4 che sembra promettente, o Sì, no? sì. Allora, questo è patta. Allora, qua Ok. a testi che posso pattare, no? Se voglio. Ok, ok. Quindi giochiamo per più della patta, no? E magari rimaniamo con un pugno di mosche. Giochiamo, tanto siamo qui per divertirci se non ci divertiamo adesso. Quindi torre per H5 minimo o patta, però. Ok. Proviamo a vedere se otteniamo qualcosa Questa di era più. fatta. Vediamo se la nostra audacia. Giochiamo per il pubblico, no? Giochiamo per la gloria o per la sconfitta. Bisogna giocare fino alla morte, però non è chiaro fino alla morte di chi, no? Finché non si firma il cartellino. 20 secondi, Madonna. Però c'è l'incremento. Sì, sì. Però allora dove sono le emozioni se non andiamo in Zagreb? 20 secondi. Ma come fa? Però, a parte gli scherzi, tanti scherzi, ma come fa a parare alfiere per G6 comunque? Ma sai che forse ridendo e scherzando l'attacco è decisivo? Alfiere per G6 RH7? e torre per E6? Prende di donna? Prendo in G6? Non lo so. Urco. Ah, scusa, no, sull'H7 scusami si autoinchioda il pedone G, cosa stiamo dicendo? Ah, ok, 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 ok. Abbiamo vinto, l'attacco è vincente. Pensa a te. Ok, ora prendiamo, no? Sì? No, non so se prendiamo o no. No, torre per. Cosa mi consigli? Vai, Andrea. Prendo. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Sul serio, prendo. Fai tu perché io sono in panico Ma totale. abbiamo l'incremento qua, no? Ah, qui c'è anche il perpetuo, no? Ma sei sicuro, no? Che abbiamo l'incremento? Sì. No, ma non abbiamo perpetuo qua. Andiamo a vincere con l'inchiodatura. Torre H8. Ma Che vai. spettacolo, che Non ha spettacolo. scacchi. Non c'ha niente. Donna B2 non funziona. Donna V2 torre H8 lo stesso. Esatto. E vinciamo la partita. Cosa ne pensi? Magari ci è andata bene oggi. Vogliamo vedere un attimo la partita. Vediamo Volentieri. la partita, poi magari per oggi ci fermiamo qua per finire col Certo, sorriso certo. sulle labbra, no? Perché metti che poi facciamo un'altra, perdiamo, andiamo via di malumore. E poi però ci vediamo un altro giorno, no? Per giocare un'altra. Va Però bene. analizziamo la partita. Com'è bello vincere, no? Di buon umore. No, comunque, cavallo per C3, per C3, C5. Qua, un'altra mossa che potevo giocare era di 4. Ah, penso che ho studiato di 4, però mi sono dimenticato quello che ho studiato. Se uno studia le cose si dimentica. Qua D per C3 piace anche al motore, Pensa a te. perché effettivamente questa posizione è molto piatta, però magari, non so, questo alfiere picchia sul granito, come si suol dire, no? Magari c'è un vantaggio piccolo. Qua ho che ho giocato per C3 di 4, qua non so se era buono, avevo giocato E3, deve essere molto pari. Qua al motore non piace E5, ecco, forse, ecco, potevo giocare alfiere A3 e spingere, no? Guarda Ah, questo bella, pedone. bella. Perché è vero che lui è I4, ma io ho minacce più forti, posso consolidare il mio pedone Bella, passato. bella, bella. E dopo di per E5, cavallo per E5, ok, ora è completamente pari la posizione, ora abbiamo Certo. speculato. Ah, qua guarda, interessante, ti ricordi che ti ho detto che mi dava fastidio sempre donna A5?
Donna 4 era fortissima, avevo vantaggio così, perché non gli do donna 5, questo pedone è indifendibile comunque. Certo. Questa era la E mossa. minaccia anche torre di 1. Sì. Invece come ho giocato io deve essere pari. Guarda, il motore vuole giocare alfiere B2 per cambiare il suo alfiere in fianchetto. È vero, effettivamente, perché non cambiarlo gratis? Pensa a te. Pedone in più, suo alfiere per A2 lo inchiodo e vinco. Ok, qua. Alfiere di 2, donna per A2. Ok, torre V5. Qua al motore non piace molto perché è entrato in seconda e qua hai il pedone. Però ora è bello, no, questo piano di controgioco. E questo è il piano di Alfa Zero, no? Quando non sai cosa fare, spingi i pedoni H. Soprattutto poi continuavi a dire tu, ma abbiamo cambiato l'alfiere in fianchetto, abbiamo cambiato l'alfiere in fianchetto, bisognava... No, comunque questo è il piano tipico. L'ho giocato H5 e sei d'accordo, molti pensano che 4H5 sia lo stesso, sei d'accordo che la struttura sua è più rigida. Ora Certo. continua, ecco, qua sei d'accordo che torre per H5 è perpetuo, no? È perpetuo. Sì. Però non siamo ancora nella fase esecutiva dell'attacco. Ti ricordi perché? Perché sono due fasi nell'attacco, no? La fase preparatoria Di accumulo. e la fase esecutiva, no? Ti ricorda qualcosa? È il corso attacco creativo che c'è sull'Accademia che hai fatto. Ma Che ha quindi tu ti guardi, riscosso. ma una cosa, ma tu ti guardi tutti i corsi Beh, me li guardo che gratis. facciamo? È bello, no? Quel corso, no? Perché fa capire, qua uno può passare subito alla fase esecutiva, ma non siamo ancora pronti. Qua abbiamo più forze in attacco. Quindi qua alfiere per G6, no? Vince. Bellissimo, anche il motore dice più in 80. Qua torre di 2, qua ti ricordi re H7 si autoinchioda, vinciamo. Certo. Se gioca a torre 8, alfiere per G6. È che deve vincere questa mossa. Uno la vede, si vede re H8 matto, Certo. re F8 donna F6, se gioca re G8 diamo una sorta C'è la di scaletta. e vinciamo, gioca alfiere F7 e torre per H5. Ma questa finale qui non era facile, almeno per me torre Matto H5. imparato. È che devi per forza andare avanti così, se no il tuo attacco va in stallo. Con 7 secondi per me sarebbe stato impossibile. Bella, è la mossa che ti chiede la posizione. Sono contento che ti sia piaciuto. Ci vediamo presto con un'altra partita. Va benone, grazie Andrea, alla prossima. Va bene, alla prossima.